Ecco, tutto questo con circa 12 milioni e mezzo di euro è un segnale che noi diamo, però è caratterizzato da due cose. Il primo, non dispendiamo noi e non dispensiamo noi i soldi come Regione Veneto, ma li diamo agli enti locali e ai comuni. E secondo passaggio fondamentale, ci appoggiamo a quella rete di solidarietà che ho appena accennato. Questo è importante perché andiamo a fotografare chi già opera, chi sa già quali sono i punti critici e a valorizzare quei soldi che praticamente abbiamo messo. Io ho anche detto nell'intervento che se la cosa funziona, siamo disposti anche a metà dell'anno a rinnovare con ulteriori risorse finanziarie, proprio perché in un momento di grande difficoltà economica c'è bisogno di attuare anche delle attività straordinarie, e quindi siamo disposti a rivedere ancora il bilancio in una sorta di assestamento e di portare ulteriori risorse finanziarie, anche dopo che probabilmente il governo centrale di Roma darà vita al Fondo di solidarietà nazionale. Noi non sappiamo ancora quant'è, e allora sarebbe ancora un moltiplicatore maggiore rispetto ai soldi che abbiamo messo noi. Voglio solo infine ricordare che questo fondo può essere anche, diciamo, rafforzato da donazioni o da partecipazioni di fondazioni bancarie e di altri, che potrebbero dare un ulteriore sostegno, un ulteriore moltiplicatore finanziario a queste attività.